Migliaia di posti a rischio in tutta Italia. Con la riforma della pubblica amministrazione, le Camere di Commercio rientrano in pieno in questa ristrutturazione e i dipendenti, diretti o esternalizzati, sono in preallarme, con qualche tensione chiaramente emersa in un'assemblea sindacale convocata a Padova. Un decreto che pensa di cancellare posti di lavoro facendo esuberi per il 15%, in Veneto parliamo almeno di più di 100 famiglie, e tagliare del 50% i diritti annuali, che non sono un sollievo per le imprese, ma sono semplicemente il modo per affamare le Camere e farle chiudere. Che le Camere di Commercio abbiano bisogno di rinnovare la loro struttura è chiaro. In assemblea è stato chiesto che anche la dirigenza possa rispecchiare maggiormente le imprese che sono chiamate a rappresentare. I primi a credere nella necessità di dover riformare le Camere, anche se per il vero l'ultima legge è del 2010, quindi non stiamo parlando di un'istituzione che non ha riforme da 50 anni, ma sono passati solo pochi anni, 5 anni neanche. Siamo noi siamo i primi che chiediamo una riforma, ma una riforma che guardi all'efficienza, all'interesse e alla generazione di valore in capo alle imprese. Proposte pronte, proposte già fatte? Proposte che abbiamo pronte nel cassetto già da parecchio tempo. Dobbiamo avere l'opportunità di tirarle fuori e di discuterne con poi quello che sarà il decisore politico, che certamente non siamo noi. Erano presenti in sala alcuni parlamentari. Giorgio Santini, intento a prendere appunti da presentare al governo che la sua compagine politica rappresenta. Il grillino Marco Davilla ha espresso un dubbio più generale sul complessivo accentramento a Roma delle funzioni che non riguarda solo le Camere di Commercio. Il taglio sarà imminente e il rischio che questi servizi manchino ai cittadini non è del prossimo futuro, è già dei prossimi mesi. In mezzo ci sono anche le elezioni oltretutto. In mezzo ci sono le elezioni, sicuramente sono un po' in là, forse qualcuno pensa però di conquistare consenso con queste scelte, colpendo la pubblica amministrazione.